Buongiorno e buon 2025 a voi tutti i telespettatori di Antenna 3, buon anno. E allora ieri abbiamo raccontato nella prima giornata del 2025 i fatti principali dell'anno che si è appena concluso, il racconto di un anno dei tanti fatti che hanno caratterizzato il 2024. Oggi riannodiamo il filo del nostro racconto dal territorio, dalla cronaca e non solo del territorio, con i nostri collegamenti, i nostri inviati, i nostri servizi. Davvero un buon 2025, che sia un buon 2025. Allora, inevitabilmente non possiamo che partire da quanto accaduto la notte di San Silvestro e poi anche nelle prime ore di ieri, e c'è la cronaca in primo piano. Intanto vi dico che sono stati circa un centinaio di interventi dei Vigili del Fuoco in tutto il Veneto, soprattutto tra Verona e Padova, per soprattutto incendi di cassonetti per quanto riguarda la notte di San Silvestro, ma purtroppo ci sono stati anche degli eccessi di violenza, non solo eccessi alcolici. Fra poco poi avremo in collegamento anche il direttore generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, Francesco Benazzi, per fare un po' anche il punto delle prime ore del Capodanno. E peraltro lui aveva anche detto, il direttore, che la giornata forse più difficile sarebbe stata quella di oggi nei pronto soccorso, perché magari qualcuno ha pensato di rimanere, diciamo, saldo nonostante qualche eccesso, e magari oggi si presenta al pronto soccorso con la febbre o con i postumi della nottata di Capodanno. Lo vedremo fra poco. La cronaca, dicevamo, gli eccessi sono gli eccessi della violenza. Ebbene, andiamo subito da Cristian Arboiti e Nicoletta Rizzetto a Ponte della Priula. Siamo in comune di Susegana, dove c'è stato un fatto che ha un po' riecheggiato la tragedia di via Castelmenardo a Treviso, perché parliamo di una rissa con un 18enne sfregiato da un coccio di bottiglia, quindi un'ennesima dramma, un'ennesima tragedia sfiorata. Fortunatamente in questo caso ci sono indagini in corso, vero Cristian? Buon anno anche a te intanto. Buon anno Nicola, a te e a tutti i telespettatori di Antenna 3, anche da parte di Nicoletta Rizzetto, che sta curando la parte tecnica e che adesso vi mostra i risultati di questi eccessi a Ponte della Priula. Siamo in via Tempio Votivo, a pochi passi dalla stazione, e qui sono stati vissuti attimi davvero concitati, si sono vissuti attimi davvero concitati e drammatici alle 3 di notte. Un capodanno tesissimo, violento, una rissa che ha riguardato, stando alle testimonianze che abbiamo raccolto finora con Nicoletta, tra le 20 e le 30 persone, quasi tutte per buona parte extracomunitarie, che si sono date appuntamento in un primo momento all'interno del bar Casanegra, dove erano in corso dei festeggiamenti. Ora il locale è chiuso. Da lì si sarebbe sviluppata la rissa, che poi ha interessato questa zona di Ponte della Priula. Lo potete vedere dall'asfalto, ci sono decine e decine di metri di un tracciato che fino a ieri mattina era un tracciato, una traiettoria di sangue. Cos'è successo? C'è stata questa lite, 20-30 persone coinvolte. Alla fine però i toni più concitati hanno riguardato 2 soggetti, un giovanissimo appena 18enne residente a Montebelluna di origini nordafricane, e un uomo più grande sempre di origini nordafricane. Quest'ultimo avrebbe più volte colpito il giovanissimo con dei cocci di bottiglia proprio al volto, sfregiandolo più e più volte. Ma lo potete vedere, perché vi mostro appunto, questa è la zona dove l'aggressione è stata più violenta, lo vedete insomma da quello che rimane a terra. Però in realtà l'aggressione si è sviluppata per tutto il piazzale della stazione fino al bar a ridosso della stazione. Il
bar che quella notte, però la notte di Capodanno, era chiuso. Insomma, attimi davvero drammatici con questo ragazzino che poi è stato soccorso dai sanitari del SUEM 118 e portato al pronto soccorso. C'è da dire anche una cosa: le indagini sono in corso, nelle prossime ore saranno visionate anche delle telecamere, non solo pubbliche ma anche private. Qui con me c'è l'assessore alla sicurezza e alla protezione civile del comune di Susegana, che saluto e ringrazio, Alessandro Pettenò. Prima assessore, dicevamo, stavolta si sono superati i limiti. Certo, purtroppo questa volta è successo il fattaccio, siamo stati avvertiti, siamo intervenuti. A tal proposito ringrazio il nostro operaio che è stato buttato giù dal letto il primo dell'anno e che si è reso disponibile immediatamente per cercare di rimettere in ordine la piazza. Sicuramente affronteremo il problema con forza e metteremo in atto tutte le cose in nostra possibilità, insomma. Ecco. Diciamo che come prima mossa avete intenzione di incontrare il gestore del locale? Sì, noi abbiamo già contattato in maniera informale il gestore e prossimamente lo convocheremo per cercare di capire quali azioni mettere in campo tutti insieme per contrastare questi fenomeni ai quali noi non eravamo assolutamente abituati e che vogliamo respingere con forza. Diciamo che Ponte della Priula, anche per la sua posizione logistica, strategica, per la vicinanza di un'importante stazione ferroviaria, è sempre un po' il centro di episodi. Ma in realtà Ponte della Priula è un po' porto di mare, qui passa tantissima gente, per cui ripeto, sì, ci sono passaggi di persone, ma episodi così non si erano mai verificati, per cui vogliamo assolutamente respingerli. Non così cruenti? Assolutamente. Senta assessore, anche lei ieri mattina si è messo a ripulire la zona, ci sono delle immagini che girano tra l'altro di lei con il sindaco Monteselli. No, in realtà noi siamo soltanto venuti a visionare il posto, abbiamo dato una mano al nostro operaio, ripeto, e a qualche cittadino che si è reso immediatamente disponibile, che colgo l'occasione di ringraziare. Ponte della Priula Susegana sono un patrimonio comune, vogliamo bene al nostro paese e chiaramente ci teniamo, insomma, anche alla forma. Cittadini che sono un po' preoccupati perché dicono in questi mesi stiamo assistendo un po' a un'escalation di episodi, di fatti, di risse, di toni accesi, soprattutto di notte. Sì, è vero, è successo qualche episodio del genere, ma grazie anche all'intervento delle forze dell'ordine, colgo l'occasione anche in questo caso di ringraziare per il pronto intervento, vedremo insomma di mettere a posto le cose. Ecco. Insomma, intanto le indagini proseguono. Certamente, adesso appureremo i fatti, capiremo per bene che cosa è successo, perché la prima cosa da fare è capire che cosa sia successo e dopo, ripeto, ognuno farà il suo. Assessore, ci sono anche videocamere pubbliche che potranno essere messe a disposizione oltre a quelle private che comunque in zona ci sono? No, in questa zona qui, proprio qui dove è successo, non abbiamo a disposizione delle videocamere che comunque ci sono nel territorio. Qui potrebbero essere utili per il fuggi generale che si è registrato poi, insomma, a seguito di questo episodio. Esattamente, potremo andare a visionare eventualmente qualche immagine. Grazie Alessandro Pettenò, assessore comunale alla protezione civile e alla sicurezza qui a Susegana che è stato il fatto insomma più eclatante del Capodanno. In realtà ci sono state 17 sanzioni per botti soltanto a Treviso città, decine i cassoneti che sono andati a fuoco nella Marca trevigiana la notte di San Silvestro, 2 persone che sono ricorse alle cure del pronto soccorso con ferite, ustioni agli arti e al volto, un bollettino quindi abbastanza importante che poi riguarda anche i controlli su strada, decine di automobilisti che sono stati fermati, un bilancio insomma in chiaroscuro. Chiaramente qui a Ponte della Priula, in via Tempio Votivo e non solo, le indagini proseguono per identificare tutti i soggetti che hanno partecipato a questa maxi rissa che per certi versi, come hai ben detto te all'inizio Nicola, ricorda quella del 12 dicembre scorso, quel maledetto giovedì sera in via Castelmenardo a Treviso, quando Francesco Favaretto è stato aggredito prima con dei coltelli, poi con
dei cocci di bottiglia e appunto di lì il decesso 10 giorni dopo, insomma, quindi fatti molto gravi che si stanno ripetendo un po' troppo spesso anche nella Marca trevigiana. Per il momento da Ponte della Priula è tutto, ti restituisco la linea con Nicoletta Rizzetto. Grazie a Cristian Arboit. Allora, di bilancio in bilancio, vediamo un attimo cosa è accaduto nel Padovano la notte di Capodanno. Sono stati una ventina gli interventi dei vigili del fuoco a Padova e provincia nella notte tra San Silvestro e Capodanno, collegati in qualche modo ai festeggiamenti. Gli unici 2 feriti sono dell'Alta Padovana. Interventi per incendi di cassonetti di rifiuti e della carta e residui di fuochi pirotecnici avvenuti principalmente in città e poi ad Abano Terme, Fontaniva, Fesso d'Artico, Vigo d'Arzere, Brugine, Carmignano di Brenta, Piove di Sacco e Vigonza. 2 gli accessi al pronto soccorso per ferite legate ai botti, entrambi nell'Alta Padovana, all'ospedale di Campo San Piero, per 2 giovani di 23 e 32 anni di Cittadella. Il più giovane è stato medicato per un'ustione alla mano, il 32enne invece aveva una ferita, sempre alla mano, giudicata guaribile in 7 giorni. Tra gli interventi più complessi, l'incendio di una casetta di legno e di un'auto in via Don Bosco a Santa Giustina in Colle. Sul posto la squadra di vigili del fuoco del distaccamento volontario di Borgoricco, che hanno spento le fiamme, evitando il coinvolgimento di un'altra autovettura. Le cause dell'incendio sono al vaglio della squadra intervenuta, sul posto anche i carabinieri. E sempre a Padova un incendio in un bar di Galleria Tito Livio, lo stesso che il questore aveva fatto chiudere poche ore prima. Fumo, fiamme e paura in pieno centro a Padova, dove un incendio ha colpito nella notte di Capodanno il bar Baracca in Galleria Tito Livio. Il locale era stato chiuso per 3 mesi il 31 dicembre per un provvedimento della questura. Le persone che rientravano dal concerto di Prato della Valle hanno notato una densa colonna di fumo uscire dal locale e hanno dato l'allarme. I vigili del fuoco intervenuti hanno individuato subito il punto di origine dell'incendio e in breve hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il locale. Un intervento che ha permesso di evitare che le fiamme si estendessero al resto del bar e così i danni sono stati minimi. Sul posto anche i poliziotti della squadra volanti. Restiamo sulla notte di San Silvestro e sulle prime ore del 2025 abbiamo visto la violenta rissa a Ponte della Priula. C'è stato anche un fatto molto grave a Mestre con un petardo bomba, la bomba Sinner posta sotto l'auto di un ex vigile che poi è stato anche aggredito da alcuni ragazzini. Insomma, uno dei fatti gravi successi a Venezia, oltre ai consueti interventi della notte di San Silvestro. Dalla sede della Polizia Locale di Venezia, Anna Maria Parisi con il comandante Marco Agostini. Buongiorno e buon anno Anna Maria. Sì, buon anno anche a te, ai nostri telespettatori. Nicola, sono con le immagini di Alberto Pivetta, con, come hai detto bene tu, il comandante della Polizia Locale di Venezia, dottor Marco Agostini, per fare il punto sui controlli su questo fine anno, come è iniziato e come è finito. Partiamo da come è finito. Il collega lanciava il fatto di cronaca relativamente a Mestre in via Baglioni, dove il vostro ex collega, un collega andato in pensione, si è ritrovato mentre transitava con una bomba a carta fatta esplodere da alcuni ragazzi col grave rischio per se stesso e anche per chi poteva camminare in quel momento. Cosa è successo e come sta il suo collega? Beh, il collega sta bene, per carità. È uno di quegli episodi che non dovrebbero mai succedere, ma purtroppo succedono. L'episodio è che hanno usato un grosso petardo che è definito la bomba Sinner perché è rivestito di carta arancione come i capelli del noto tennista e gliel'hanno buttata sotto la macchina, facendo esplodere gli airbag e facendo saltare l'impianto elettrico. La macchina ovviamente si è bloccata come tutte le macchine moderne. Ecco, tantissimi danni, si diceva danni che ammonteranno certamente almeno a 10.000 euro, se non anche oltre. E oltre a questo, col danno, l'altro danno con l'aggressione fisica di questo gruppo di ragazzi nei confronti del collega che era sceso per rimproverarli, per dirgli che insomma che cosa stessero combinando, e di tutta risposta si è trovato le mani al collo. Esatto, ma queste sono purtroppo delle situazioni che non dovrebbero succedere,
e che non succedono ordinariamente, ma è un indice di una società malata sotto questo profilo. E quindi a Venezia con i 2 daspo urbani ammessi nei confronti dei 2 turisti molesti? Non è successo assolutamente niente, cioè 2 ubriachi a Capodanno, vorrei tutti i giorni avere 2 ubriachi a Capodanno, ecco, tutti gli anni. Gli eventi sono andati tutti benissimo, in una cornice di sicurezza assoluta, sia a Venezia che a Mestre, oltre 35.000 persone a Venezia, 10.000 circa in piazza Ferretto a Mestre, e non è successo assolutamente niente, neanche una bottiglia rotta, e questo è un grande successo di una macchina della sicurezza che ha garantito delle festività tranquille per tutti i cittadini. Poi gli episodi ci sono, sappiamo che ci sono dei ragazzini che non hanno il senso della misura, probabilmente gli manca un'educazione adeguata da parte dei genitori, e che si dedicano a questi episodi di piccoli vandalismi, di stupidaggini, come sono successi a Mestre e come succedono, non dico tutti i giorni, ma quasi. Ecco, lei fa riferimento all'episodio di Piazzale Donatori di Sangue in centro a Mestre e Piazza Barche, dove è stato sequestrato anche un coltello. Sì, abbiamo rinvenuto, non è che abbiamo sequestrato, ho rinvenuto un macete, e questo probabilmente ha prevenuto altri episodi. È preoccupante il fatto che ragazzini si diano a episodi. In Piazzale Donatori di Sangue hanno fatto volare i tavolini di un bar, poi si sono picchiati tra di loro. Quando sono intervenute le forze di polizia e la polizia locale si sono trasferiti sotto Coin, hanno estirpato dai vasi di protezione della pista ciclabile le piantine, e così. Ma sono episodi di una generazione, per parafrasare Vasco Rossi, di sconvolti, che probabilmente dovrebbero essere un attimo più tranquilli e seguiti dai genitori. A 14-15 anni, all'1 della notte, potrebbero stare a casa o comunque essere seguiti. Sono stati già identificati questi ragazzini con la segnalazione che verrà fatta, o è stata fatta già al Tribunale dei Minori, l'autorità giudiziaria? Verrà fatta nelle prossime ore, capendo anche esattamente i reati ascrivibili, e su questo l'identificazione è stata immediata. Grazie al comandante della Polizia Locale di Venezia, dottor Marco Agostini. Con Alberto Pivetta vi restituisco la linea. Grazie Anna Maria, grazie Alberto, grazie al comandante. Allora abbiamo parlato di anche atti vandalici, c'è uno in particolare che suscita sdegno a Tezze sul Brenta. Chiara Gaiani, buongiorno, buon anno, cosa è successo? Buon anno a te Nicola e ai telespettatori. Con Andrea Benetti siamo proprio lungo la ciclabile che collega la frazione di Campagnari e Belvedere a Tezze sul Brenta. Alle mie spalle questo capitello dedicato a San Giuseppe che ha in mano il bambinello, purtroppo senza la testa dalla notte di Capodanno. Franco Cerantola, che questo capitello l'ha fatto, ci ha raccontato che proprio hanno raccolto una bottiglia probabilmente e hanno decapitato il bambinello. Penso che sia successo in questo modo perché un petardo non può far saltare la testa così di netto. Se hanno preso una bottiglia e dato una bottigliata, è un fatto che si ripete dopo 2 anni che hanno messo un petardo. Quella volta è partito tutto il busto di San Giuseppe, questa volta è soltanto la testa di Gesù Bambino. È un atto riprovevole che non dovrebbe mai succedere queste cose. Soprattutto nel periodo di Natale. Specialmente in questo periodo. Un Gesù Bambino poi prendere con un'immagine sacra è sempre grave, ma in questo periodo è ancora più grave. Ecco, con noi c'è anche il sindaco che ringraziamo di Tezze sul Brenta, Luigi Pellanda. Sindaco, lo diceva prima Franco Cerantola, 2 anni fa si è ripetuta la stessa cosa. Questi sono atti che fanno male alla comunità, a tutta la comunità, a qualsiasi religione appartengano i cittadini della comunità. Sì, certo, a distanza di 2 anni, proprio negli stessi giorni, quindi a fine anno, in piene festività natalizie, questi atti vandalici che si
che si verificano insomma, ecco, lungo questa pista ciclabile dove tante persone passano, camminano, si fermano per una preghiera o per depositare un fiore. È un fatto da condannare assolutamente. Se sono stati dei ragazzi, qualunque essi siano, bisogna che facciamo noi tutte famiglie comprese delle riflessioni su come educhiamo i nostri figli. Ecco, dobbiamo raccontarvi purtroppo che non è stato l'unico vandalismo la notte di Capodanno. C'è probabilmente una banda che già ha commesso degli atti vandalici a Tezze sul Brenta e se la sta prendendo col centro anziani dove sono entrati anche la notte di Capodanno, Sindaco. Sì, certo, il centro anziani di Campagnari, a poche centinaia di metri dal posto dove noi ci troviamo, per la terza volta nei mesi di ottobre, novembre e dicembre sono entrati e hanno fatto danni più che il valore delle cose che hanno portato via, pochi spiccioli e qualche bottiglia di alcolici, e il gesto insomma che va sicuramente rimproverato da parte di questi ragazzi. Hanno anche rubato nei mesi scorsi delle biciclette all'esterno, continuano a fare danni e i gestori, che sono delle persone volontarie che tengono vivo questo centro che dà un'opportunità ai nostri anziani di ritrovo, e devono comunque rimediare. Non va bene assolutamente. Le cose pubbliche non sono cose di nessuno, sono cose di tutti e quindi dobbiamo avere il massimo rispetto. Assolutamente, io chiederei come ultima cosa a Franco Cerantola, state ovviamente già lavorando per ripristinare il capitello. Senz'altro verrà recuperata, abbiamo già recuperato la testina e tutti quanti i pezzetti che erano rotti nei frammenti che c'erano in giro. Abbiamo una ragazza qui di Campagnari, di Cusinati, che è bravissima a restaurare, ha restaurato anche l'altra volta a San Giuseppe e anche questa volta senz'altro verrà restaurato. Poi ho sentito Luca Marchetti, che è il proprietario del terreno e quello che ha commissionato anche i capitelli, che ha detto che metteremo una protezione davanti per poter salvaguardare almeno questi atti più vandalici. Certo, quindi la protezione. Allora io ringrazio davvero Luigi Pellanda, ringrazio anche Franco Cerantola. Chiudo con un appello che non faccio rivolgere al sindaco per motivi di tempo a questi ragazzi che si presentino in comune, rimedino a quanto ha fatto, perché come diceva il sindaco davvero queste sono cose di tutti. Ringrazio Andrea Benetti per la collaborazione tecnica. Da Tezze sul Brenta la linea può tornare allo studio. Grazie a Chiara Gaiani. Continuiamo con i bilanci. Allora io ringrazio anche dell'attesa e auguro buon anno al direttore generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, Francesco Benazzi. Buongiorno e buon anno direttore. Buongiorno a lei, buon anno a lei e a tutti i suoi telespettatori. Allora, le chiedo velocemente intanto com'è andata la notte di Capodanno sul fronte sanitario. Se abbiamo sentito da Christian Arboit prima, insomma qualche ferito da botto c'è stato, ma c'è anche poi tutto il tema degli eccessi alcolici. Che notata è stata per gli uomini del pronto soccorso? Beh, come ogni anno purtroppo il pronto soccorso è diciamo il reparto, chiamiamolo così, più gettonato di tutti gli ospedali. Anche quest'anno abbiamo avuto diversi accessi, dobbiamo dire però, ecco mi passi il termine, gli eccessi alcolici sono stati molto ridotti rispetto agli altri anni, credo grazie anche alla norma che evidentemente, essendo molto giustamente anche restrittiva, ha portato a una riduzione diciamo di un 30% rispetto agli anni scorsi, quindi possiamo dire che effettivamente l'effetto così sanzione ha dato i suoi frutti. Ecco, quindi questa è già una notizia, quindi una riduzione del 30% per quanto riguarda gli eccessi alcolici come effetto del deterrente evidentemente. Questi eccessi alcolici hanno riguardato giovani, meno giovani? Beh, allora, di preciso, ecco, non mi sono informato sulla statistica, ma immagino che riguardassero come tutti gli altri anni i giovani, cioè i giovani che ovviamente poi per effetto della festività magari abusano un po' di alcol e quindi di conseguenza sono quelli più fruitori, diciamo, delle sostanze alcoliche e quindi sono quelli che accedono maggiormente al pronto soccorso. E per quanto riguarda invece ferite da botti? Ferite da botti, anche qui come non siamo per fortuna
tra coloro che utilizzano i botti in modo poco preciso e puntuale. Abbiamo avuto qualche lesione alla mano, qualche ferita, ma niente di importante, per fortuna, come succede in altre regioni italiane. L'altro giorno era in collegamento con la nostra Daniela Sizia e diceva una cosa importante, e noi più che ci preoccupa probabilmente di più non tanto il primo quanto il 2, cioè la giornata di oggi, perché magari c'è qualcuno che ha resistito per la notte di Capodanno, magari non stando benissimo, e magari oggi si presenta da voi. Sta succedendo? Guardi, adesso non ho i numeri, perché i numeri poi li rileviamo la sera, però sicuramente, facendo un po' l'analisi di questi anni, dobbiamo dire che succede proprio questo, cioè le persone stanno a casa, cercano di resistere, hanno magari forme influenzali, magari anche importanti, anche qualche anziano, oppure hanno forme gastroenteriche, resistono per il primo dell'anno e si precipitano poi in ospedale, ovviamente in pronto soccorso in queste ore, in modo tale da avere delle risposte immediate dei nostri sanitari. Scavalcano addirittura la continuità assistenziale, perché sono convinti che in pronto soccorso possono avere delle risposte legate soprattutto alla possibilità di fare ulteriori indagini, che vuol dire radiografiche, che vuol dire chiaramente visite specialistiche e altre cose. Senta, siamo l'anno appena iniziato, le chiedo molto velocemente la sfida qual è dell'ULSS 2 Marca Trevigiana per questo 2025? Beh, credo che la sfida sia dare ai cittadini del Trevigiano la possibilità di azzerare le liste d'attesa. È una cosa importante, i nostri collaboratori, e li ringrazio, hanno fatto un grande sforzo quest'anno, tant'è che nelle 75 traccianti che sono definite dal Ministero abbiamo risposto al 100%, a parte qualche visita legata più che altro all'RM, che come diciamo sono state tanto richieste, forse anche in modo inappropriato. Sul resto abbiamo risposto tra il 95 e il 100%. Chiaramente abbiamo altre visite che non sono nelle traccianti, chiamiamole così, nazionali, ma che devono essere ovviamente abbattute. L'impegno primario del 2025 è proprio quello di azzerare le liste d'attesa. Il secondo impegno è quello di dare le risposte anche agli interventi chirurgici che non sono neoplasie urgenti, quindi dalle colecisti alle ernie, in modo tale da dare le risposte anche a queste richieste al 100%. E poi l'impegno grossissimo è quello di attivare le case di comunità per dare sempre più forza a una sanità territoriale. Credo che questi siano i 3 segnali importanti, oltre a quello importantissimo, anche qua nel 2025, arrivare quasi a finire l'ospedale di Conegliano, che è un altro punto importante, cioè vuol dire dare effettivamente ai cittadini dell'area del Coneglianese, del distretto di Pieve di Soligo, un ospedale altamente tecnologico. L'ultima domanda, immagino che un'altra grande sfida l'anno del 2025 sarà l'anno del definitivo decollo del monoblocco della cittadella sanitaria. Assolutamente sì, sarà l'anno del definitivo decollo della cittadella sanitaria, ma sarà anche l'anno che ci vedrà impegnati a creare la cittadella universitaria. Dobbiamo ringraziare il Presidente Zaia e ovviamente l'Università di Padova, che ci hanno dato questa possibilità di avere l'università sede di Treviso, e la promessa che abbiamo fatto all'università e ai nostri studenti è quella di dare loro una locazione importante per quanto riguarda le aule, i laboratori vicino all'ospedale di Treviso. Quindi l'impegno importante sarà questo. Benissimo, allora la ringrazio, davvero buon lavoro per questo 2025. Ancora. Tanti auguri e grazie, arrivederci. Grazie al direttore Benazzi. Queste dunque le sfide del 2025 per quanto riguarda la sanità della Marca Trevigiana. Torniamo alla cronaca, ma non parliamo del Capodanno, parliamo però di quanto accaduto ieri a Padova. Dopo 10 giorni in ospedale purtroppo è morta una donna che era sfuggita, pensate, a un femminicidio, ma non è sfuggita al destino che si è materializzato in un'auto che l'ha travolta qualche giorno fa a Padova. Federico Fusetti, buongiorno e buon anno. Buongiorno Nicola, buongiorno e buon anno anche a te e ai telespettatori di Prima Edizione. Dicevi bene, una vicenda davvero triste, oltre che
drammatica e oserei dire doppiamente drammatica. Sono qui con Federico Cibotto a Ponte Vigo d'Arzere, siamo periferia nord di Padova, oltre il quartiere Arcella, e qui 10 giorni fa, il 22 dicembre, Sandra Pegoraro, 52 anni, era stata travolta da un'auto mentre attraversava la strada in questa zona della città. Era finita in ospedale, l'incidente era grave, infatti lei è rimasta in gravissime condizioni per tutti questi giorni, fino a ieri, 1° gennaio, quando non ce l'ha fatta e quindi è spirata in ospedale, ma la vicenda diventa ancora più tragica se pensiamo a quello che è accaduto a questa donna nel maggio del 2022, quando fu aggredita dal suo compagno finché si trovava nella sua abitazione all'Arcella, e lì è stata coltellata da quest'uomo più volte, tanto da finire ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Poi l'uomo, un anno dopo circa, era stato condannato per questo tentato omicidio, anche se lei non aveva avuto nessun risarcimento. Era guarita, le ferite del corpo erano guarite, ma in realtà era rimasta ferita nell'animo, l'aveva detto in alcune interviste che aveva rilasciato, era diventata un po' anche simbolo, portavoce di altre donne che avevano vissuto la sua stessa situazione, quindi questi femminicidi ai quali erano scampate. E lei si era ripresa, aveva ripreso a lavorare, ma come dicevamo, insomma, era rimasta davvero colpita per quello che le era accaduto, fino alla nuova tragedia, quella degli ultimi giorni, il 22 dicembre l'incidente e ieri purtroppo la morte per Sandra Pegoraro. Il cordoglio al quale ci uniamo anche noi, e da me e da Federico Cibotto un saluto e la linea che torna a te, Nicola. Grazie Federico Fusetti, davvero una storia molto molto triste. Noi andiamo in pubblicità, poi ripartiremo dalle parole di Sergio Mattarella nel discorso di fine anno, che hanno citato Sammy Basso, quindi un po' di Veneto anche nel discorso del Presidente Mattarella. Da qui ripartiremo per vedere un po' quali sono le sfide della politica nel 2025. A fra poco. Ho incontrato valori e comportamenti positivi e incoraggianti nel volto, nei gesti, nelle testimonianze di tanti nostri concittadini. Li ho incontrati nel coraggio di chi ha saputo trasformare il suo dolore, causato da un evento della vita, in una missione per gli altri. Li ho letti nelle parole di Sammy Basso, che insegnano a vivere una vita piena oltre ogni difficoltà. Allora, siamo tornati in diretta. Questo è il passaggio del discorso di fine anno del Capo dello Stato Sergio Mattarella, che ha citato insomma quel testamento che poi fu letto durante i funerali di Sammy Basso, con l'impegno di Sammy Basso in tutta la sua vita a vivere una vita piena nonostante le difficoltà. Fra poco, più tardi, sentiremo anche l'emozione dei tanti amici di Sammy Basso per questo riferimento, ma ripartiamo da Mattarella, ripartiamo dalle sfide della politica e anche da questo passaggio su Sammy Basso con il segretario del Partito Democratico del Veneto, il senatore Andrea Martella, che ringrazio. Buongiorno e buon anno. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori, e faccia anche a me rivolgere a tutti gli auguri di un buon anno nuovo, che spero possa essere all'insegna della serenità, della salute e anche di qualche soddisfazione. Sì, il discorso del Presidente della Repubblica è stato, come sempre nel corso di questi ultimi anni, un discorso di estrema saggezza e lungimiranza, che ha indicato la bussola per affrontare le difficoltà dei tempi moderni, la complessità della società italiana, e lo ha fatto parlando di questioni concrete, della salute dei cittadini, del lavoro, della sicurezza, della necessità di affrontare le disuguaglianze che ci sono nel nostro Paese, di affermare i diritti di tutte le persone, comprese quelli di chi sta in carcere. Parole veramente straordinarie, e devo dire che il riferimento fatto a Samuel Basso e l'ispirazione che ha trovato il Presidente nella vita di Samuel Basso e nella sua capacità
di vivere pienamente nonostante le enormi difficoltà è qualcosa di davvero importante che credo ci faccia riflettere profondamente. Lei in queste ore tra i vari temi che ha toccato Mattarella, si parla anche di pace, di guerra, di conflitti e di situazioni internazionali. Lei in queste ore ha fatto anche una nota sulla vicenda di Cecilia Sala, è così? Sì, assolutamente sì. Siamo di fronte ad una vicenda veramente grave. La detenzione di Cecilia è qualcosa di inaudito, non ha violato alcuna legge, si trova in un carcere in isolamento senza spiegazioni. Quindi l'impegno di tutti quanti noi, ovviamente per primo del governo italiano, deve essere quello di far liberare Cecilia Sala, di riportarla a casa e ancora una volta di avere ben presente che la libertà di informazione, la libertà di stampa è un pilastro della nostra democrazia e delle nostre società e che va difesa sempre e ovunque. Allora, 2025 che inizia e ci sono tante cose in ballo. Qual è secondo lei la più importante delle sfide del 2025 o tra le più importanti? Quella a cui ha fatto riferimento il Presidente della Repubblica, e cioè che ci possa essere la pace, perché stiamo vivendo una situazione di tantissimi conflitti in tutto il mondo, due in modo particolare che ci toccano da vicino, quello dell'Ucraina a seguito dell'aggressione della Russia e la situazione nel Medio Oriente dopo quanto è successo il 7 ottobre scorso. È necessaria un'iniziativa internazionale, politica e diplomatica per riuscire a realizzare una pace giusta e che però possa essere condizione per dare, diciamo, una nuova convivenza, una nuova coesione al nostro mondo, soprattutto all'insegna della pace. Questa credo è l'obiettivo più importante da realizzare, ma è davvero la sfida a cui tutti si devono sentire chiamati. Ed è peraltro una sfida, è un tema che sebbene ci sembri lontano poi ci condiziona anche proprio nei nostri territori, perché sappiamo la questione del gas è una questione strettamente economica e molto molto importante anche per il nostro Veneto. Restando al Veneto, qual è la sfida principale? Abbiamo parlato in questi giorni anche del famoso sconto sulla Pedemontana, c'è stato un attacco frontale da parte del Partito Democratico con Vanessa Camari dicendo è un'operazione disperata quella che viene fatta dalla regione e da Zaia in particolare. E poi c'è il tema della sanità, leggiamo in queste ore che il Veneto non si adegua alle nuove tariffe del nomenclatore, diciamo, nazionale, e quindi le prestazioni restano almeno fino al 31 fino a marzo, insomma fino a fine marzo, più alte come costo rispetto alle altre regioni. È così? Guardi, le sfide per il 2025 sono molte. Innanzitutto a livello nazionale la sfida sarà quella di dimostrare di poter costruire un'alternativa credibile di governo all'attuale maggioranza di centrodestra, che oggettivamente ha finito la luna di miele e che inizia a avere molti problemi. Li ho visto in questo periodo. La legge di bilancio, l'autonomia differenziata ferma al palo e le riforme che avevano annunciato come quelle sul premierato che sono state messe in soffitta, e soprattutto le difficoltà dei cittadini italiani, delle nostre imprese, con una produzione industriale che è in calo da 21 mesi, con il costo della vita che morde sempre di più, anche in ragione di quello a cui lei ha fatto riferimento, cioè la situazione internazionale. Per quanto riguarda il Veneto, la sfida sarà quella di prepararci al meglio alle prossime elezioni regionali con una coalizione di centrosinistra aperta anche alle liste civiche che possa prendere il posto di una coalizione di centrodestra che ha esaurito il suo ciclo politico, che non ha più nulla da dare, non ha più nulla da progettare. Infatti chiude questa sua lunghissima stagione con una serie di questioni che sono lì ferme, irrisolte, e appunto lei ha fatto riferimento alla Pedemontana, potrei citare l'IRA per le imprese, oppure le difficoltà nel bilancio della regione. Ecco, la vera sfida sarà quella di dimostrare che noi possiamo avere una visione
che proietti il Veneto al futuro, che possa essere una grande regione che attrae giovani, che li fa rimanere qui, che non devono andare a cercare il proprio futuro altrove, che attrae imprese che qui possono investire con innovazione, perché le nostre possono diventare più forti e che ci sia un lavoro migliore per tutti. Ecco, io penso che queste siano le sfide, e sono le sfide che personalmente e come Partito Democratico, insieme ai nostri alleati, vogliamo affrontare e vincere nel corso del 2025. Quanto è fattibile concretamente l'ipotesi che si arrivi al 2026, secondo lei, per le elezioni, alla primavera 2026? Non lo so, mi pare che vada ribadito un concetto. La durata dei consigli regionali è di 5 anni e già sono durati di più in seguito alla proroga che ci fu nella scorsa legislatura, per un motivo però del tutto evidente, che era quello legato al Covid. Ora che si possono prorogare ancora mi pare una forzatura. La legge non lo prevede, andrebbe fatta una nuova legge, e le motivazioni secondo le quali queste, le ha dette Salvini, quindi lasciano il tempo che trovano, verrebbe fatta per che ci sono le Olimpiadi in Veneto, sono motivazioni del tutto risibili, e pertanto se il governo vuole andare davvero in questa direzione non è che lo discute nei corridoi, non è che fa un accordicchio tra le varie forze politiche, dovrà venire in Parlamento e lì bisognerà verificare le motivazioni, la necessità, l'urgenza e tutto ciò che si fa quando si realizza una legge. Non saprei dare una previsione. Noi, per quanto ci riguarda, ci prepariamo al fatto che le elezioni, come è giusto che siano nell'autunno del 2025. Del resto anche in questo autunno hanno votato molte regioni del nostro Paese. Ecco, allora, se così resta le cose, insomma, siamo già, non dico in campagna elettorale, ma manca poco di fatto, perché alla fine i tempi poi si restringono molto velocemente. Allora, diceva lei, c'è un progetto di centrosinistra, c'è un progetto per abbattere il centrodestra, anche con le liste civiche, con tanti soggetti, no? È complicato riuscire a tenere insieme tanti soggetti? Beh, non è semplice, però è l'obiettivo che ci siamo voluti dare, e quindi abbiamo detto non possiamo che partire da una visione comune, dal sentirsi tutti da una stessa parte, quindi da un progetto che si deve realizzare attraverso vere e proprie azioni programmatiche. Un progetto che non è solo delle forze politiche, ma è anche delle molte forze civiche, delle realtà territoriali, che sono presenti nella nostra regione, che abbiamo messo insieme, con le quali continueremo a discutere per definire davvero dal punto di vista della sanità, dal punto di vista della sostenibilità ambientale, dal punto di vista del lavoro, delle priorità per fare sì che il Veneto torni a essere quella regione in grado di attrarre, dopo tutto il tempo che si è perso anche nel corso di questi ultimi mesi, dove gli altri non hanno fatto altro che parlare di poltrone e non hanno fatto altro che mettere in evidenza le loro divisioni, i loro strappi, le loro promesse mancate. Ecco, tutto questo dovrebbe finire, e dovrebbe finire per il bene del Veneto. Noi ce la metteremo tutta perché possa essere così. E poi c'è l'altra sfida, quella sì verso il 2026, perché c'è stata la proroga di Venezia. Anche su Venezia si replicherà quindi questo concetto di una coalizione che tenga insieme le istanze del territorio per la città? Sì, è così. A Venezia già nei giorni scorsi è stato presentato un documento di tutte le forze politiche, anche di quelle civiche presenti nel Consiglio Comunale, non solo, che individua la necessità di costruire una nuova stagione. Sa, perché a Venezia nel corso di questi anni si è consumato qualcosa di molto negativo, che è venuto a galla anche con l'inchiesta Palude, di cui vedremo l'evoluzione nel corso delle prossime settimane. Ma non c'è dubbio che è emersa una visione padronale della città, che è emerso un conflitto di interessi molto
radicato, molto approfondito. Non c'è dubbio che nel corso di questi anni c'è stato come un uomo solo al comando, senza rapporti con le associazioni, la società, le categorie, e quindi questa stagione deve finire. Era finita la stagione di Brugnaro anche prima dell'inchiesta, non c'è dubbio che ora lo è ancora di più dal punto di vista politico, poi si vedrà quello che accadrà dal punto di vista giudiziario, e il nostro compito a Venezia è quello di costruire una svolta per affrontare le molte cose che nel corso di questi anni sono rimaste ferme. Penso al turismo, alla sua sostenibilità, alla sicurezza di Mestre, alla riconversione di Porto Marghera, questioni fondamentali attorno alle quali lavorare e che fanno di Venezia una città unica e straordinaria e che merita un tipo di governo diverso. L'ultima cosa che le chiedo, e poi la lascio al suo lavoro, quale deve essere secondo lei la parola del 2025? Ma vorrei dire che la parola dovrebbe essere coesione, convivenza, capacità di stare assieme e di lavorare per obiettivi comuni. Ecco, io vorrei che fosse questa la parola, e naturalmente accanto a questa parola ce ne sono molte altre, perché la coesione si determina se c'è la pace, se c'è il rispetto, se c'è la speranza di poter costruire un mondo migliore, che si determini attraverso una convivenza civile migliore. Ecco, io penso che dovrebbe essere questa la parola, con tutti i suoi significati che si porta dietro. E speriamo davvero che sia così. Grazie allora, grazie ad Andrea Martella, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro e ancora buon anno a tutti i telespettatori. Buon anno anche a lei. Allora, noi abbiamo visto prima le parole di Mattarella, del Capo dello Stato, durante il discorso e il riferimento a Sammy Basso. Lo dicevamo, tanta l'emozione degli amici di Sammy Basso per questo riferimento di Mattarella. Alex Giuliano questa mattina ha raccolto un po' delle loro emozioni, sentite. Nel suo saluto di fine anno, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha citato Sammy Basso per il suo coraggio e per la sua capacità di affrontare col sorriso, con caparbietà, con forza, una vita sicuramente non facile, una vita piena di ostacoli. Noi siamo in compagnia di due dei suoi più cari amici, Andrea Fontana e Nicola Battocchio, due che conoscono, usiamo sempre il presente, conoscono bene Sammy, perché Sammy continua a essere una presenza viva, fissa, vivida nelle vite di chi lo porta nel cuore. Andrea, è stata che tipo di emozione ascoltare il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica e sentire quelle parole su Sammy? Beh, guarda, ti dico, la più alta carica dello Stato che in un messaggio così importante decida di nominare Sammy Basso ti può far capire semplicemente la grandezza di questa persona. L'ha capito il Presidente e gliel'ha fatto capire agli italiani, che ha lasciato un messaggio importantissimo nella nostra vita e nella nostra esistenza. E cerchiamo di portare a casa questo messaggio e farlo nostro, perché questo è quello che voleva Sammy, e il progetto di Sammy, anche attraverso le parole di Mattarella, sta proseguendo e sta andando avanti. Ecco, siamo passati da un Sammy Basso presente nel presepe napoletano con la statuina a tante citazioni su testate giornalistiche nazionali e internazionali, fino Nicola Battocchio al messaggio di Sergio Mattarella. Questo forse ci fa capire che Sammy ha fatto qualcosa di straordinario e continua a fare qualcosa di straordinario. Sicuramente io l'unica un po' vena polemica che posso avere è quella che si doveva dare anche più visibilità a Sammy quando c'era prima, quando era vivo, però insomma il Presidente Mattarella è giusto nominarlo, l'ha nominato, e io penso che la positività di Sammy deve essere come un mantra dentro ognuno di noi. Bisogna essere positivi se si vuole un mondo positivo. Questo è quello che lui ci ha insegnato e questo è quello che noi dobbiamo proprio avere in testa e nel cuore sempre.
Ecco, Sammy Basso non è solo un messaggio di forza, di coraggio, di positività, non è solo una persona che ha trasmesso a tutti, a coloro che l'hanno conosciuto, la sua grinta, ma è anche una persona che ha trasmesso grande allegria. Vogliamo iniziare l'anno magari ricordando una cosa particolare di Sammy che ci strappi un sorriso a inizio anno, perché se Sammy Basso avesse ascoltato le parole di Mattarella, cosa avrebbe pensato? So proprio Mona. Semplice, basta, non può dire altro. Quello avrebbe detto lui, scusate la parola, ma questo avrebbe detto. Ci lasciamo sempre con il sorriso quando parliamo di Sammy Basso. Torniamo alla cronaca, impegnativa operazione di soccorso notturna per 3 alpinisti padovani che erano rimasti bloccati in parete e recuperati soltanto dopo 6 ore. Vediamo dove. 3 giovani alpinisti padovani sono stati salvati dal soccorso alpino dopo essere rimasti bloccati in parete sui lastoni di Formin nel territorio di San Vito di Cadore. Un'operazione di recupero complessa durata circa 6 ore dopo che i 3 avevano sbagliato la strada per la discesa. Al momento di scendere in corda doppia, infatti, hanno visto un cordino penzolare che però non c'entrava con la via di rientro, sbagliando così strada e rimanendo bloccati in 2 60 metri sotto la cima, il terzo una ventina di metri più in basso. I 3, 2 ragazzi di 21 e 24 anni di Padova e una 21enne di Vigonza, hanno così attivato i soccorsi che hanno inviato un elicottero da Trento abilitato per il volo notturno. Un'operazione di recupero però molto complessa. Dopo aver tentato invano da diverse altezze di avvicinarsi sulla verticale del punto dove si trovavano i 3, l'elicottero ha sbarcato 2 soccorritori in vetta a 2630 metri di quota per volare a valle e caricare a bordo una squadra di altri 4 soccorritori. Con una temperatura di diversi gradi sotto lo zero si sono calati raggiungendo l'alpinista più distante. Una volta agganciato a sé, il tecnico è stato issato dove si trovavano gli altri 2 che sono stati assicurati a lui. Tutti e 4 assieme sono stati infine sollevati sulla cima, dove un ragazzo e soprattutto la ragazza che tremava dal freddo sono stati dotati di piumini e giacche a vento. Raggiunto un ampio spiazzo dove era possibile atterrare, l'elicottero di Treviso Emergenza ha provveduto al recupero. Per i ragazzi, in leggera ipotermia, dunque, un lieto fine grazie alla bravura dei soccorritori. A Schio adesso, dove dopo l'incendio di ieri che ha coinvolto 2 ettari di zona boschiva sopra Poleo al Tretto, oggi continua il monitoraggio dell'area da parte dell'elicottero della Protezione Civile per tenere sotto controllo eventuali focolai. Elicottero della Protezione Civile della Regione stamattina a presidiare l'area colpita dall'incendio boschivo di ieri pomeriggio a Schio, nella zona di Santa Caterina del Tretto, che ha distrutto oltre 2 ettari di superficie. Intervento durato circa 3 ore, che ha visto in campo le squadre dei Vigili del Fuoco arrivate con un modulo antincendio che hanno contenuto e spento le fiamme, e di rinforzo anche 2 squadre dell'incendio boschivo della Protezione Civile. Si tratta di una zona boschiva appena sopra l'abitato di Poleo, zona impervia e lontana dal centro abitato che non ha destato preoccupazione per le abitazioni. Incendio che ha riguardato prevalentemente rovi e sottobosco e che nella serata di ieri era già stato presidiato e messo sotto controllo. Ancora al vaglio le possibili cause all'origine dell'incendio. Torniamo a Venezia, è trascorso un anno dalla morte di Mattia Coada, il bimbo di 8 anni del Lido di Venezia. Lo ricorderete, una tragedia immensa, nonostante l'autopsia non è stato ancora possibile definire con esattezza le cause del decesso. I familiari disperati attendono ancora giustizia. Un anno senza Mattia, una tragedia senza fine. A un anno di distanza dalla tragica scomparsa di Mattia Coada, il bimbo di 8 anni del Lido di Venezia, apparentemente sano, che non aveva mai sofferto di patologie o problemi clinici pregressi apparenti, la sua morte è ancora avvolta in un triste e fitto mistero, senza alcuna spiegazione medico-scientifica. I familiari sono disperati e senza più pace da quel maledetto 28 dicembre 2023. Chiedono ancora giustizia. Una morte senza un perché, nonostante l'autopsia eseguita nei primi giorni dello scorso gennaio, quindi quasi un anno fa. I consulenti del pubblico ministero, dopo mesi di accertamenti e incontri, hanno riportato nella loro relazione che non è possibile stabilire con certezza quali siano state le cause che hanno portato al dramma. L'avvocato Augusto Palese, componente di un pool di legali che assiste la famiglia prostrata da un così grave lutto, fa risuonare lo stato d'animo della famiglia Coada. I genitori e i parenti del povero Mattia Coada vogliono la verità.
vogliono capire cosa sia successo e porteranno avanti le loro richieste in ambito penale per comprendere se vi siano delle responsabilità di tipo personale o quantomeno di tipo strutturale in ambito civilistico assicurativo. La vicenda rappresenta ancora una ferita aperta che ha sconvolto l'intera comunità veneziana. A gennaio, dopo le festività natalizie, il pubblico ministero dovrebbe assumere le proprie determinazioni. I legali della famiglia ribadiscono la volontà di andare fino in fondo e si opporranno ad ogni eventuale richiesta di archiviazione. Abbiamo nominato un collegio di periti molto esperto, formato da medici legali e specialisti che ritengono che le nostre doglianze siano fondate. Attenderemo ora le determinazioni della Procura veneziana dopo l'accertamento tecnico non ripetibile che si è svolto e poi assumeremo tutte le strategie che riterremo adeguate. Prima di andare in pubblicità, un'altra notizia di cronaca. La questura di Treviso ha arrestato un 43enne per aver picchiato e maltrattato i propri genitori ultra 65enni. Gli agenti sono intervenuti dopo una chiamata al 113 da parte di una vicina di casa delle vittime che aveva segnalato una lite ed era allarmata dalle grida provenienti dall'abitazione. Una volta giunti all'interno dell'appartamento, i poliziotti hanno notato il 43enne in stato di alterazione alcolica che urlava e minacciava i genitori, tentando anche di colpire la madre con uno schiaffo, senza riuscirvi, soltanto per via del provvidenziale intervento di uno degli agenti. Dopo aver fermato l'uomo, gli investigatori hanno appreso che l'indagato aveva colpito i genitori con schiaffi, pugni e anche calci. Il 43enne era già stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e il questore la scorsa primavera aveva emesso nei suoi confronti il provvedimento di ammonimento. Ora è scattato evidentemente l'arresto e il trasferimento in carcere deciso dall'autorità giudiziaria. Un'altra pausa pubblicitaria, poi torneremo a parlare di strette e controlli sulle baby gang. Staremo a Conegliano con Christian Arboit fra pochissimo. Di nuovo in diretta la prima edizione in questa 2 gennaio 2025. Torniamo a parlare di strette e controlli del territorio sulla sicurezza, soprattutto in chiave baby gang. Il nostro Christian Arboit insieme a Nicoletta Rizzetto si è spostato da Ponte della Priula a Conegliano. Di nuovo a te, Christian. Sì, Nicola, buongiorno di nuovo. Siamo all'interno della sala operativa del comando della Polizia Locale di Conegliano e di tutto il coneglianese. Qui con me il comandante Claudio Malamace. Buongiorno comandante. A Conegliano e dintorni è in atto una stretta proprio sulle baby gang. Tra l'altro l'aveva preannunciata lo stesso comandante Malamace nei nostri studi il 26 dicembre, quindi nel giorno di Santo Stefano. Quindi facciamo un po' il punto, come procede questa stretta, comandante, in che cosa si articola. Mi diceva che ci sono state diverse identificazioni. Sì, diciamo che i nostri servizi di prevenzione mirano soprattutto a identificare questi giovani un po' intemperanti che frequentano il territorio, quindi le pattuglie quotidianamente si recano nei luoghi sensibili, che non sono altro che i luoghi di abituale aggregazione di questi giovani, per identificarli, anche per avere poi un volto qualora dovessero commettere qualcosa e quindi viene filmato dalle telecamere di videosorveglianza. Abbiamo il riscontro poi dell'identità di questi ragazzi che altrimenti rimarrebbero non identificati. Quindi è una sorta di attività preventiva che però può servire anche in fase di indagine. Certo, al momento diciamo che non ci sono stati elementi di preoccupazione, tutto si è concluso bene anche durante i festeggiamenti di fine anno, nonostante tantissime persone, quindi più di 2000 persone si sono riversate in piazza, però devo dire che per quanto riguarda Conegliano è stato un capodanno tranquillo, quindi gente che si è comportata bene finalmente, quindi hanno festeggiato tutti in armonia, e poi al termine all'1:30 è finita la musica, alle 2 sono state evacuate tutte le zone di aggregazione e anche lo scenario che era rimasto era uno scenario di tranquillità e anche di decoro. Devo dire si sono comportati bene anche per quanto riguarda
riguarda l'aspetto della pulizia, rispetto ad altri anni che veniva lasciato di tutto al suolo, invece abbiamo trovato un piazzale relativamente pulito. Quindi anche l'attività preventiva, possiamo dire, funziona. Quali sono le aree in cui vi siete concentrati maggiormente? Immagino il Biscione, che è sempre sorvegliato speciale. Ma sì, quella ormai è una costante, però non soltanto, perché Conegliano paga lo scotto di avere la stazione ferroviaria che è in centro, e quindi è un po' tutto il centro che diventa il sorvegliato speciale. Tra l'altro appena fuori dalla stazione c'è il villaggio di Natale, quindi può essere anche quello un elemento di aggregazione sicuramente per questi ragazzi. Poi c'è l'adiacente Corte delle Rose, Corte Vespucci, per non parlare dei parchi pubblici, dove quotidianamente anche lì le pattuglie, soprattutto l'unità cinofila, si reca per fare dei controlli e monitorare queste aggregazioni. E senta, comandante, chiaramente per fare questi controlli serve personale. Più volte abbiamo parlato della carenza di personale per il comando del Coneglianese, non solo nel comando del Coneglianese, e stavolta c'è anche l'influenza, siete decimati. Sì, quest'anno proprio sul finire dell'anno, tra giornate di ferie e riposi vari che poi magari sono stati spostati, e l'influenza è stato un comando che è decimato, però alla fine con piccoli aggiustamenti siamo riusciti a garantire comunque tutti i servizi, e per questo ringrazio il personale per la disponibilità che ha dato. Nonostante questo abbiamo avuto anche un'aliquota impegnata nelle festività natalizie o comunque subito dopo, fino ai festeggiamenti di fine anno a Cortina. È una convenzione che ormai dura da anni e che abbiamo rinnovato intanto fino a tutto il 2026, perché abbiamo in programma il 18 e 19 la Coppa del Mondo di sci femminile, e dopodiché ricordiamo che c'è l'appuntamento più atteso ormai, che sono le Olimpiadi Milano-Cortina, e quindi dove ci vedrà sicuramente come un comando in prima fila anche in questa occasione. Quindi la Polizia Locale di Conegliano sarà schierata anche per le Olimpiadi del 2026. Esatto, saremo partner anche nella centrale operativa per quanto riguarda il monitoraggio del traffico. Mi riferisco alla centrale operativa della viabilità a livello regionale, quindi a Mestre c'è questa centrale operativa dove noi partecipiamo appunto con i nostri servizi. Ecco, Nicola, ti faccio vedere in ultimissima battuta la sala operativa qui del comando di Polizia Locale, una delle più moderne a livello veneto, di sicuro nella Marca trevigiana. Questa per esempio è la telecamera che è puntata sulla frazione di Bagnolo, siamo in comune di San Pietro di Feletto, quindi lo potete vedere, sono telecamere anche ad alta risoluzione, quindi possono aiutare veramente sia in fase preventiva che in fase di indagine, comandante. E quante sono su tutto il territorio? Ma ormai arriviamo quasi a 300 telecamere su tutti i 5 comuni, più una mole di telecamere appunto interne che ha il comune di Conegliano per quanto riguarda il presidio degli stabili appunto comunali. Quindi sono tante, la centrale operativa è sempre in ampliamento, proprio perché anche nel 2025 è previsto un ulteriore potenziamento, quindi sono delle commesse aperte che si chiuderanno quindi con l'installazione di nuovi gruppi ottici, sia per quanto riguarda i varchi di lettura targhe e sia per quanto riguarda le telecamere di contesto. Quindi ne arriveranno delle altre? Sì, ne arriveranno, sicuramente gli investimenti sono importanti, stiamo cercando anche di portare a termine le convenzioni con le altre forze dell'ordine per interconnettere sempre di più le centrali operative di polizia e carabinieri e offrire questo servizio insomma a 360 gradi a tutte le forze in campo per garantire la sicurezza nelle città. Grazie dunque. Approfitto, Cristian, approfitto del comandante, approfitto di te un attimo. Allora, volevo fare una domanda. Prima con il direttore generale Benazzi abbiamo parlato un po' della nottata di Capodanno e c'è stato un dato particolare, cioè un calo del 30% stimato di accessi al pronto soccorso per quanto riguarda i problemi alcolici, e il direttore generale Benazzi diceva probabilmente l'effetto del nuovo codice della strada
ha dato questo esito positivo, cioè meno accessi di eccessi alcolici, mi perdonerete il gioco di parole. Allora approfitto del comandante Malamace per capire se al di là del Capodanno in questi primi giorni di nuovo codice della strada vedono qualcosa di diverso anche loro. Tra l'altro, ecco, comandante, le faccio la domanda di Nicola Zanetti in studio. Prima, ospite di Zanetti, c'era il direttore generale dell'ULSS Due Benazzi, che ha confermato una tendenza: meno accessi al pronto soccorso per eccessi alcolici, dovuti probabilmente all'entrata in vigore del nuovo codice della strada. Lei può confermarci questo fenomeno, questo trend? La gente ha, diciamo così, paura, timore a mettersi alla guida? Ma sicuramente i media hanno fatto il suo, la normativa è cambiata, ma ripeto, come ho già ribadito il 26, non in modo sostanziale, specialmente per quanto riguarda il 186 del codice della strada. C'è stato qualche inasprimento delle sanzioni, che è giusto insomma che ci sia, però i valori del tasso alcolemico sono rimasti quelli che erano. Diciamo che lo spauracchio maggiore è stato il discorso della recidiva, che poi giuridicamente ho cercato di spiegare in poche parole. È un qualcosa che ancora naturalmente non è attuabile, però sicuramente ha sortito il suo effetto. Comunque ben venga anche questo, perché comunque è uno strumento di prevenzione. L'invito che io ho fatto era quello di bere sì, perché è giusto in un territorio come il nostro, però bere con consapevolezza, quindi degustiamo, quindi non ubriachiamoci, che poi non riusciamo neanche a cogliere la bellezza e l'essenza di questo vantaggio che abbiamo in una regione così bella come il Veneto. Quindi un effetto, lei ci conferma, insomma, è già visibile? Sì, sicuramente sì, tant'è vero che riceviamo anche parecchie richieste di informazioni da parte dei cittadini che ci chiedono appunto cosa è cambiato, come posso bere, se bevo un bicchiere poi mi metto alla guida, eccetera eccetera, insomma queste domande. Quindi questo è un sintomo di preoccupazione da parte del cittadino. È giusto anche che questo minimo di preoccupazione ci sia, anche perché aumenta la consapevolezza. Ricordiamo che chi si mette alla guida, anche se non ubriaco, però con un tasso alcolemico alto, comunque va a influire tantissimo sulle capacità di reazione, e quindi la percezione del pericolo è diversa. I nostri diciamo la nostra attività per evitare il pericolo non è più al 100%, e quindi noi stessi possiamo aumentare il pericolo o addirittura crearlo. Sento un flash: distrazioni alla guida cellulare, visto che è una fattispecie nuova questa, sì, ci sono state delle sanzioni? Allora, al momento in questi primi giorni dell'anno ancora non ne abbiamo registrate. Quella sicuramente è una sanzione che è direttamente applicabile, già in vigore, quindi dal 14, quando è entrato il nuovo codice della strada. È una delle fonti primarie di distrazione alla guida, quindi diciamo più difficile da accertare quando si verificano gli incidenti stradali, però effettivamente chi gira in macchina, specialmente in borghese o comunque in abiti civili anche per affari suoi, può notare come ancora tante persone guardano il cellulare, quindi non tanto parlano, però guardano il cellulare per messaggiare, e quello sicuramente è una condotta di guida pericolosissima, ancora più di tante altre. Quindi ben venga l'inasprimento delle sanzioni, le sospensioni della patente e anche in questo caso la recidiva, che ricordo fa aumentare sia la sospensione della patente, ma anche parliamo di diverse centinaia di euro di sanzione. Grazie comandante Malamace, grazie, davvero buon lavoro a lei e ai suoi uomini e donne chiaramente del comando. Con Nicoletta Rizzetto è tutto da Conegliano. Nicola, ti restituisco la linea. Grazie a Cristian, grazie Nicoletta, grazie al comandante. Restiamo però in tema e vediamo un anno di attività della polizia locale dell'Alta Padovana.
121 incidenti stradali rilevati, di cui 80 con lesioni, 10 con prognosi riservate, 78.696 violazioni al codice della strada per il superamento dei limiti di velocità, 730 per soste su spazi riservati ai disabili, 1.458 per il passaggio con il semaforo rosso. Sono solo alcuni dei numeri di un anno di attività della Polizia Locale del distretto PD 1A, con sede a Cittadella, nei comuni di sua competenza, dalla Città Murata fino a Fontaniva, da Grantorto a Gazzo. Tra i dati che emergono anche le 666 omesse revisioni del veicolo, 123 mancate assicurazioni RC Auto, cui si aggiungono 80 violazioni per l'uso del telefono durante la guida, altrettante per il mancato utilizzo della cintura di sicurezza. Dal 15 dicembre, dal giorno dopo l'entrata in vigore del nuovo codice della strada, poi sono state 3 le sanzioni scattate nei confronti di giovani senza casco su monopattino, con una multa di 50 euro ciascuna, 10 soste su posti riservati ai disabili, 330 euro di multa e via 4 punti dalla patente, 6 guide usando il telefono, 250 euro di multa e sospensione della patente dai 15 giorni ai 2 mesi. Oltre a questi, riscontrate 190 violazioni nel conferimento dei rifiuti, 101 occupazioni abusive di spazi pubblici, 77 interventi all'interno di edifici abbandonati. Ben 1011 le ore dedicate invece all'educazione stradale nelle scuole di tutti i gradi. Adesso torniamo nella Marca, andiamo da Lucio Zanato, 6 mesi alla guida del comune per Mirella Balliana, c'è da fare un bilancio dell'anno appena concluso, ma soprattutto delle sfide di Vittorio Veneto per il 2025, non sono poche. Buongiorno Lucio, buon anno anche al sindaco. Buon anno anche a te Nicola, buon anno a tutti i telespettatori di Antenna 3. Sì, siamo con il sindaco, ma visto che abbiamo sentito un servizio sulla polizia locale e sulla sicurezza dei territori, partiamo facendo un po' il bilancio dell'ultimo dell'anno qui a Vittorio. Com'è andata? Beh, direi che è andata benissimo, non ci sono stati episodi particolari, nessuna segnalazione da parte della polizia locale. Io ero in piazza, la piazza del Popolo era gremita e è stato un bel fine dell'anno e un bel inizio. Ecco, allora questi primi 6 mesi di matrimonio col comune di Vittorio Veneto, visto che lei fa 24 ore su 24 qua dentro, com'è? Beh, innanzitutto è stata un'esperienza interessante finora, molto dinamica, abbiamo corso tantissimo, penso di aver affrontato le varie situazioni con tanta anche responsabilità, ma allo stesso tempo con competenza. Ecco, allora cominciamo con le cose più fresche che noi abbiamo seguito come cronaca e che state snocciolando nel corso della conferenza stampa, che tra l'altro è ancora in corso. Allora, palestra scoperchiata, come andiamo? Beh sì, su quel fronte abbastanza bene, nel senso che avevamo già le risorse disponibili per fare un primo intervento e quindi di sistemazione della copertura. La palestra è agibile e quindi a breve interverremo immediatamente. Ecco, durante Natale e Capodanno lei è andato al Cesana Malanotti, lì come siamo messi con quel discorso della violenza? Sì, adesso sarà da capire le indagini che corso avranno. Certo è che c'è una forte preoccupazione se dovessero essere confermati quello che viene riportato dalla stampa. È vero che noi stiamo attenzionando anche l'organizzazione del Malanotti e soprattutto il lavoro anche degli operatori a cui teniamo tantissimo, e per questo sono in continuo contatto con il presidente Maso. Ecco, facciamo invece un salto dall'altra parte, andiamo a vedere l'ospedale di Costa. Lei ha detto a costo di farmi denunciare per stalker, chiamerò tutti i giorni il direttore Benazzi. Sì, con Benazzi abbiamo visto un primo confronto in questi mesi, lui mi ha già indicato quali saranno le scadenze. Per l'ospedale di comunità il reparto sarà aperto a metà del 25, mentre per quanto riguarda le sale di terapia intensiva saranno attivate a fine 2025 e all'inizio 2026. E per questo cercherò di contattare molto spesso il dottor Benazzi, giusto per capire se il cronoprogramma venga rispettato. Ecco, invece altra cosa importante, voi vi siete trovati 3 milioni di euro in cassa che poi avete subito reinvestito in questi 6 mesi. Sì, noi l'amministrazione precedente non è riuscita a spendere i 3 milioni di euro e sono andati in avanzo di amministrazione. Noi abbiamo fin da luglio investito questi 3 milioni di euro, uno soprattutto su alcune opere fondamentali, quella che è la scalinata
nuova scalinata di Sant'Augusta. Abbiamo finanziato anche le cucine del Paravicini, che sono le cucine del Piazzone, perché vengono usate per servire tantissimi pasti, quasi più di 120 pasti quotidianamente, e quindi abbiamo finanziato alcune opere, tra cui le asfaltature e anche sistemazioni di strade e delle frane come quella delle Perdonanze. Ecco, poi ricordiamo dal 7 parte questa specie di rivoluzione con la MOM qui. Come siete con quei 1000 biglietti dati gratuitamente? Sì, questo è un banco di prova e diciamo che lo affrontiamo anche come una sfida, nel senso che vedere autobus che girano per la città vuoti non è un bel vedere, quindi noi vorremmo aumentare l'uso dei trasporti pubblici, e attraverso questa nuova proposta di MOM cercheremo di aiutare soprattutto le persone fragili a capire il nuovo sistema di prenotazione. Ma come avete già avuto qualche riscontro positivo? Allora, sì e no, nel senso che c'è un po' di preoccupazione, ripeto, rispetto alle persone che hanno delle abitudini nel prendere questo mezzo di trasporto, però insomma sembra che ci sia molto interesse soprattutto dalla parte dei giovani, poi c'è anche un'offerta molto conveniente, per 3 mesi c'è un abbonamento al costo solo di 30 euro, quindi ho già sentito qualcuno che l'ha già acquistato. Ecco, allora 2 cose importantissime ancora, siccome abbiamo il sindaco Mario Conte sicuramente a guardarci perché lui è febbricitante, che fa? Lo copia? Allora, con Mario Conte, che saluto e gli auguro a lui un buon 2025 e gli auguro il meglio per la sua attività amministrativa. Io sono sempre stata interessata a guardare tutto quello che viene fatto nelle altre amministrazioni, e devo dire che il Comune di Treviso ha dimostrato di fare una buona amministrazione, soprattutto quello che riguarda l'ufficio Europa, che è un ufficio molto attivo e che secondo me sta dando buoni contenuti per quello che è l'amministrazione Mario Conte. Insomma, praticamente copierete Treviso su questo? Copiamo, se vogliamo dire, prendiamo da modello quelle che sono le situazioni più ottimali, e penso che sia anche giusto confrontarci con le amministrazioni e anche con quella di Treviso. Per ultimo una battuta politica, ma in 6 mesi avere Fratelli d'Italia che vota sempre con voi, cos'è questa cosa? Allora, questa cosa è, se voglio dire, un po' curiosa, un po' fa riflettere, però è anche vero che le proposte che vengono fatte dall'amministrazione nostra sono proposte di buon senso, e molto probabilmente quando fai delle proposte che vanno bene per la città, coloro che le appoggiano, a prescindere dal colore politico, lo fanno in modo volentieri e convinto anche. Ecco, mi sembra che questo matrimonio andrà avanti ancora per molto, almeno per 5 anni. Io spero di sì, nel senso che, ripeto, fin quando faremo delle proposte utili per la città, penso che anche gli altri consiglieri possono essere convinti nel votarci queste proposte. Grazie. Lucio, volevo fare un'ultima domanda, se possibile, al sindaco, visto che fra poco lancio il servizio che riguarda un po' l'ordinanza del Comune di Treviso sul pane vin. Come siamo con i pane vin a Vittorio Veneto? I panini a Vittorio Veneto. I panevin ne abbiamo, sì, ci saranno come ogni anno, sono circa una decina di panevin in tutto il territorio. Qua da noi è molto sentito come evento e sono tutti organizzati e hanno il discorso rilasciata la sicurezza e quant'altro, quindi ci sarà una buona serata di panevin, ecco. Nonostante eventualmente problemi di smog, non ci sono situazioni di questo tipo? Allora, attualmente qui a Vittorio io dico che la nostra posizione a livello così di alta marca siamo un po' avvantaggiati. Noi momentaneamente non abbiamo riscontrato ancora questi problemi di inquinamento. Qualora ci fossero e pervenisse qualche difficoltà, naturalmente cercheremo anche di verificare la fattibilità dei panevin, ma al momento sono tutti confermati, ecco. Perfetto, grazie mille allora, così abbiamo dato anche questa notizia ai telespettatori. Grazie Lucio, grazie alla sindaca. Grazie a voi. Grazie a te la linea. Allora, vediamo invece cosa accade a Treviso, dove si è un po' tutti guardinghi, perché tutto dipende dal colore dell'allerta. Vediamo. Tradizione e rispetto dell'ambiente, anzi, tradizione e rispetto delle regole che dovrebbero proteggere l'ambiente. Per la Marca il pane vin è tutt'uno con l'inizio dell'anno, la parte della storia di questo territorio. Ma i tempi sono cambiati e con il livello arancio di inquinamento l'ordinanza del comune è chiara: stop ai falò. Per ciò che riguarda i pane vin abbiamo già comunicato che nel caso fossimo in situazione arancio o peggio rosso non si potranno ottenere come ordinanza prevista. Sarebbe paradossale
essere in situazione arancio e permettere i panevini. Detto che non sono la fonte principale di inquinamento, però l'ordinanza parla chiaro e noi dobbiamo attenerci a questo. Discorso diverso per gli altri comuni che possono prendere decisioni diverse, come ad Arcade, che ospita il panevin più famoso della provincia. Più in generale, il livello arancio condizionerà tutti questi giorni di fine anno. ARPA ci ha comunicato che siamo in fascia arancio, quindi abbiamo superato la fascia verde. A questo punto l'ordinanza parla chiaro, in quanto gli Euro 5, tranne quelli in deroga, non possono circolare all'interno del comune di Treviso, e quindi noi verificheremo in questi giorni cosa fare e come agire. E a chi obietta che con un numero alto di sforamenti del PM10 registrato nel 2024 a Treviso si doveva procedere in modo diverso per proteggere la popolazione, l'amministrazione ricorda che le linee guida le detta la Regione in collaborazione con le altre regioni della pianura padana. Da questo punto di vista non si può fare, e ripeto, noi seguiamo che sono i dettami di ARPA, perché non facciamo noi questi rilevamenti. Speriamo nelle condizioni climatiche e meteo, perché se basta un po' di vento per cambiare la situazione, speriamo in una ventosità. Senza dimenticare le temperature basse, ricorda il Comune, con il riscaldamento domestico che sale e diventa la prima causa di produzione del PM10. Il 2025 sul fronte del lavoro dovrebbe essere importante per la Speedline di Santa Maria di Sala, che è stata dichiarata in amministrazione straordinaria dal Tribunale di Venezia, una notizia che prelude all'attivazione anche della cassa integrazione retroattiva. Soddisfatti i sindacati, anche se la strada del rilancio è ancora lunga. Il Tribunale di Venezia ha pubblicato il decreto di apertura all'amministrazione straordinaria della Speedline di Santa Maria di Sala. È arrivata il 31 dicembre, l'ultimo giorno dell'anno, la notizia è attesa da circa 300 famiglie. Già un anno dopo il passaggio di proprietà ad un fondo tedesco, nel luglio del 2023, attraverso i dati di insolvenza dell'azienda era stata presentata una richiesta di amministrazione straordinaria al Tribunale fallimentare. Ora, per il segretario generale della FIM CISL di Venezia, Matteo Masiero, che ha seguito l'avvertenza, non tutto è risolto, ma almeno si può essere un po' più sereni. A breve il Ministero delle Imprese e del Made in Italy nominerà il commissario straordinario. Poi, già nei primi giorni del 2025, servirà a convocare un tavolo all'unità di crisi della Regione per poter finalmente attivare la nuova cassa integrazione, che sarà retroattiva dal 19 ottobre 2024. Quindi bisognerà lavorare per il rilancio del marchio e delle attività, dice Masiero. Servirà un altro incontro, sempre al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, perché anche Speedline rientra tra le aziende in crisi del settore automotive. C'è una notizia che riguarda anche il Veneto, un lutto nel mondo del calcio, lo leggiamo dall'Ansa.it, è morto all'età di 80 anni Aldo Agroppi, aveva indossato anche le maglie di Torino e Genoa, per lui 5 presenze in nazionale, poi una lunga carriera da allenatore, è morto a 80 anni, malato da tempo, da qualche giorno era ricoverato per una polmonite bilaterale in ospedale a Piombino, la città dove era nato, in Toscana, il 14 aprile 1944, anticonformista, ironico, fumantino, protagonista appunto del calcio giocato col Torino, poi una lunga carriera da allenatore. Bene, ha allenato anche il Padova nella stagione 83-84 e per questo in queste ore il Padova si unisce al cordoglio per la scomparsa di Aldo Agroppi. Siamo quasi in chiusura, però prima vediamo quali sono gli auspici dei vicentini raccolti dalla nostra redazione di Vicenza per questo 2025. Inevitabilmente 2 parole: pace e salute, ma non solo, sentiamoli. Cosa si aspetta per l'anno nuovo 2025? Cosa vorrebbe, desidera? L'anno che è passato per me è stato proprio anno bisesto, anno funesto, per cui qualsiasi cosa spero che sia meglio. La pace. La pace. Ecco, quella è la cosa pace in tutto il mondo. Vorremmo che veramente queste guerre finissero. Ci sono auspici a livello personale che chiaramente non possono che essere la salute, questa per me, per la mia famiglia, poi a livello globale penso la pace, che è un po' l'auspicio che tutti abbiamo. Ecco. Non lo so, tante cose belle, una nuova vita. Per il 2025 mi auguro un po' di felicità, di serenità, qualcosa, cioè che funzioni tutto bene. Poi sicuramente la pace e tutto, ma quello penso che sia un pensiero comune. Che finiscano le guerre che ci sono, che ci sia un po' di tranquillità un po' per tutto il pianeta, perché è proprio il pianeta che necessita di auguri sereni e tranquilli. A livello personale vorrei che rimanesse tutto com'è e di stare bene in salute. A livello mondiale dovrebbero cambiare tantissime cose, dovremmo essere tutti più attenti al benessere di tutta la collettività e la pace in questo momento penso che sia di attualità. Che finisca sta guerra, perché ormai
ha creato disagi in tutti i sensi. Speriamo che ci sia qualcosa, che la gente, questi che ci comandano, si rivedano un attimo. E poi, guarda, io dico sempre l'importante è la salute. Allora, così su due piedi faccio un po' fatica. Beh, ricca, bella e famosa, perché quello va sempre bene. Quindi ecco quello, no dai, salute, solite cose, salute, successo nel lavoro, solite cose. La cosa fondamentale che occorre la pace. Sinceramente guarda, non mi aspetto più niente, perché ogni anno diciamo sempre la stessa cosa, però ogni anno sarà sempre peggio. Ci auguriamo solamente che non ci sia più questa guerra, che tutti noi capiamo il senso dell'amore, del rispetto, della famiglia. Questa è la cosa più importante. Salute, felicità, speriamo che la guerra stia lontano da noi. E l'auspicio è semplicissimo, elementare, quell'assioma che lega tutti quanti gli uomini, che nasce appunto dal messaggio che riceviamo anche da Gesù: pace e amore, sperando di raggiungere questa idea di pace molto molto difficile. La parola più sentita è quella, l'avete pur sentito dai nostri telespettatori, dai cittadini di Vicenza. Allora, con l'augurio che davvero questi auspici si avverino, ci lasciamo. Grazie per averci seguito, arrivederci.